Al via la fase di sperimentazione sul campo per gli studenti dei 3 corsi di formazione del progetto CEFE, l'archeologia pubblica. Dal 19 al 27 luglio i giovani italiani e tunisini si sono incontrati ad Agrigento per condividere momenti di formazione, di pratica, affiancati e guidati da docenti ed esperti di diverse discipline. Visita alla Valle dei Templi, a Reclaminoa, laboratori tematici, sessioni in aula, approfondimenti al Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, fino alle serate di cinema archeologico. Gli studenti, insomma, sono stati coinvolti in un ventaglio di attività studiate per lo sviluppo di competenze e professionalità che rispondono alle esigenze degli enti di gestione dei siti archeologici e delle aziende. Ieri, presso il Consorzio Universitario di Agrigento, la consegna degli attestati. Il progetto CEFEL è un progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato nell'ambito del programma Italia-Tunisia 2014-2020. È un progetto che vede un partenariato ricco e composito che opera nel settore dei beni culturali con capofila il Consorzio Universitario, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e l'Università di Palermo. E per il lato tunisino l'Istituto Superiore dei Mestieri, l'Istituto Nazionale del Patrimonio e l'Agenzia di Valorizzazione del Patrimonio. È un progetto che si occupa di archeologia pubblica e mira a creare nuove opportunità di lavoro e di sviluppo per i giovani che lavorano nel settore dei beni culturali, immaginandola proprio come leva di sviluppo di questo territorio comune a quello tunisino. Siamo oggi nella fase di sperimentazione, abbiamo ad Agrigento 40 ragazzi italiani e tunisini che insieme stanno lavorando sui siti oggetto del progetto Eracleamino e la Valle dei Templi per concludere le attività pratiche. A settembre ci sposteremo in Tunisia per la seconda parte delle attività formative e nel mese di settembre e ottobre saranno lanciati i prossimi corsi di formazione destinati alle imprese e agli operatori dei siti, con un grande forum nel mese di novembre di incontro fra gli stakeholders attivi sul territorio. Il progetto chiuderà nel mese di dicembre, avvieremo anche 2 start-up con dei bandi, quindi con dei microfondi per sostenere delle nuove realtà imprenditoriali fatte da giovani, speriamo dagli studenti che hanno partecipato al corso, e oggi è la giornata di consegna delle borse di studio qui al Consorzio Universitario. Oui. Mounir Fantar, coordinateur pour l'Institut national du patrimoine de Tunis. Mon impression d'abord, c'est que cette formation, c'est vraiment une réussite sur le plan scientifique d'abord, mais je pense que l'esperienza è stata un'esperienza positiva non solo per la parte accademica, per la parte scientifica, ma soprattutto per la parte umana, per l'incontro che abbiamo realizzato in questi giorni fra i ragazzi tunisini e i ragazzi siciliani che hanno collaborato, hanno prima lavorato su Zoom, su piattaforma durante i mesi invernali e adesso si sono ritrovati quindi ad Agrigento. Per noi è una grande soddisfazione per il progetto, soprattutto sul lato umano. Presidente, parliamo di questa iniziativa, questo avvio di cooperazione tra Italia e Tunisia, progetto CEFEL. Oggi una data importante, la consegna dei diplomi. È la conferma della internazionalità di Agrigento, non solo nel settore dell'archeologia ma anche nel settore della imprenditoria, del turismo e della istruzione. Oggi si consolida ulteriormente un rapporto con la Tunisia, questa volta con il progetto CEFEL, ne abbiamo altri in corso. Oggi vengono consegnate le borse di studio più che i diplomi agli studenti italiani e agli studenti tunisini che in stretta collaborazione hanno fatto un percorso di studio sull'archeologia agrigentina e tunisina che non è finalizzata soltanto ad un processo di conoscenza e di approfondimento, ma che è finalizzata anche ad offrire opportunità di lavoro, tant'è che in prospettiva, prima della conclusione del progetto, prima del 31 di dicembre, si dovrà costituire una in Italia e un'altra in Tunisia, una start-up che impegni insieme imprenditori, studenti e operatori in una attività che sia strettamente collegata con la questione dell'archeologia, con la questione del turismo, con la questione dell'imprenditoria e con la questione più importante della proiezione di Agrigento in un futuro internazionale. Anche questo ci rafforza nell'idea che abbiamo visto bene con il sindaco nel candidare Agrigento a capitale italiana della cultura, perché quello che stiamo vivendo oggi è un momento di alto impegno culturale. Momento importante, la conclusione di un progetto con la consegna dei diplomi.
Sì, oggi si conclude il progetto CEFEL, che è questo progetto trasfrontaliero che ha visto il Consorzio Universitario, l'Università di Palermo, il Parco Archeologico in partnership con altre università tunisine, in un progetto che ha visto gli studenti impegnati in un progetto di archeologia pubblica. Questo è un primo progetto. Si sta avviando un secondo progetto che si chiama Accademia, sempre sul fronte dei progetti trasfrontalieri che mettono insieme studenti universitari italiani e studenti tunisini. Questo nell'ambito dell'internazionalizzazione dei nostri percorsi di studio, e quindi crediamo di avere centrato l'obiettivo anche grazie alla partecipazione di questi numerosi studenti che sono venuti a studiare i nostri beni archeologici in questi giorni. È un grande progetto, è una forma avanzata di integrazione tra l'Italia e gli altri paesi anche non comunitari. Già siamo quasi nella fase quasi finale, ci sarà poi una seconda fase dove i nostri ragazzi agrigentini e italiani andranno in Tunisia. Penso che per tutto sia ben riuscito, sia stato ben accolto da chi l'ha frequentato, e devo fare anche i miei complimenti per chi ha impostato tutto e per chi naturalmente e per i docenti che li hanno seguiti. Il progetto CEFEL, di cui il Parco è partner ed è invece capofila il Consorzio Universitario, è un progetto di formazione che nasce da un'idea fondamentale, che è quella che il patrimonio culturale possa essere fonte di occasione, possa offrire occasioni di lavoro e di lavoro innovativo ai giovani, se i beni archeologici e i parchi soprattutto sono gestiti secondo criteri, modalità innovative e che si ispirano soprattutto all'idea dell'archeologia pubblica, cioè l'idea della condivisione e della partecipazione della collettività alla tutela, alla valorizzazione, alla fruizione del patrimonio culturale.